Il Friuli Venezia Giulia resta giallo, secondo il verdetto emesso dalla cabina di regia formata da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico, la task force che si occupa del monitoraggio dell'andamento dell'epidemia in Italia. La regione resta in fascia gialla, mentre a scivolare in quella arancione, che contempla restrizioni più severe, sono altre 5 regioni. Fra loro non c'è per ora il Veneto, circostanza che consente ai residenti nel territorio friulano di continuare ad andare dai vicini e viceversa. Ad essere diventate arancioni sono Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Da mercoledì per queste regioni scatterà il divieto di lasciare il proprio comune e la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. L'ultimo indice di contagio RT elaborato per il Friuli è di 1,43, al di sotto della soglia critica di 1,5 che era stata raggiunta però alcuni giorni prima. Ciò significa che per 100 persone positive al corona in regione se ne infettano 143. Questo, assieme ad altri 20 parametri dei quali la cabina di regia tiene conto, fa sì che il Friuli rimanga in zona gialla. Resta alta la guardia invece nei paesi confinanti. In Slovenia l'indice di contagio è sceso sotto 1, tutto merito del lockdown, sostiene qualcuno. In Austria il quadro è più complesso, anche qui sono arrivate le chiusure e il coprifuoco decisi dal governo per uscire dall'emergenza. Il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi ha intanto preannunciato che entro la settimana sarà disponibile la bozza d'accordo con i medici di base, una bozza, ha spiegato, con cui, oltre a venire recepiti formalmente i contenuti dell'accordo collettivo nazionale firmato dal ministro Speranza con il sindacato FIMG, Federazione dei Medici di Medicina Generale, in merito all'attività di tamponamento, verranno affrontati altri 2 settori essenziali per consentire di affiancare la preziosa opera dei medici di medicina generale alle strutture ospedaliere e ai dipartimenti oggi in grave sofferenza, ovvero le attività di refertazione e l'assistenza ai pazienti in isolamento.